Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Pinzano, sono la responsabile del servizio di ostetricia dell'ospedale di Tolmezzo. Lavoro in questa azienda dal 2001 e con piacere ho ritirato il 3 dicembre del 2013 presso la Camera dei Deputati a Roma per l'azienda per il servizio sanitario numero 3 Alto Friuli il riconoscimento dell'assegnazione dei 3 bollini rosa da parte dell'associazione Onda. Di cosa si tratta? Dunque, si tratta di un'organizzazione, l'acronimo sta per Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, impegnata da molti anni nella promozione e nella tutela della salute femminile. Dal 2007 questa organizzazione ha avviato un programma che prende appunto il nome di Programma Bollini Rosa, con l'obiettivo di individuare quegli ospedali che danno dei servizi che sono vicini alle donne e in questo modo, dopo averli individuati, li ha anche premiati appunto con l'assegnazione di bollini rosa da 1 a 3. Sono ospedali quindi che offrono questi servizi che vanno incontro sia alla prevenzione ma anche alla diagnosi e al trattamento di patologie tipicamente femminili, cioè riservando una particolare attenzione a quelle che sono proprio le esigenze della popolazione femminile. È stata portata avanti e ha promosso questa organizzazione quella che viene chiamata ormai da un po' di tempo medicina di genere. In altri stati, come negli Stati Uniti ad esempio, esistono proprio degli ospedali solo femminili a cui quindi possono accedere solamente le donne e rappresentano il fiore all'occhiello della sanità di quei paesi. In Italia alcuni ospedali sono stati premiati perché all'interno delle strutture ospedaliere vengono offerti particolari servizi che rispondono alle esigenze femminili. E questo è stato data visibilità quindi a questi ospedali, consentendo quindi la creazione di una rete di ospedali a misura di donna e allo stesso tempo una visibilità per cui le utenti femminili possono rivolgersi proprio a questi ospedali scegliendo le strutture che sono più attinenti alle proprie necessità. È stata quindi portata avanti un'iniziativa, alcuni ospedali hanno aderito a questa iniziativa, sono stati valutati tramite dei questionari e quindi premiati con l'attribuzione da 1 a 3 bollini rosa. Questi bollini rosa hanno una validità biennale e quello che è stato valutato sono stati i servizi offerti nell'ambito delle specialità cliniche e chirurgiche che sono di specifico interesse femminile. Ora, perché una particolare attenzione alle donne? Dunque sappiamo che la popolazione sta invecchiando e nella popolazione anziana c'è un maggiore sbilanciamento a favore delle donne, quindi c'è una maggiore popolazione anziana fatta di donne, e quindi donne che hanno delle malattie. Infatti le donne vivono più a lungo rispetto agli uomini, ma stanno peggio, cioè sono più malate. E un altro dato poi che è anche un po' preoccupante, ma che ci fa capire perché queste esigenze sono emerse, perché abbiamo un tasso di fecondità che è sì rimasto costante negli ultimi anni, ma è comunque insufficiente a garantire un ricambio. Quindi cosa significa? Che la popolazione sta invecchiando e le esigenze della popolazione femminile sono cambiate rispetto ad un tempo. Inoltre sono aumentate anche tra le donne i fattori di rischio come l'obesità, che un tempo invece era più appannaggio della popolazione maschile. Inoltre anche la popolazione in età fertile è cambiata negli ultimi anni. Intanto è aumentata l'età materna alla prima gravidanza, quindi sono gravidanze che noi chiamiamo a rischio, cioè gravidanze che hanno una serie di peculiarità. Inoltre c'è un maggiore ricorso alla procreazione medicalmente assistita, quindi possiamo dire che anche in età fertile, semplicemente pensando alla gravidanza, c'è un maggiore ricorso alla medicalizzazione, se non altro perché c'è la necessità di avere una maggiore tutela e una maggiore sicurezza per quelle gravidanze che vengono portate a termine. Ora, l'organizzazione Onda, ha selezionato una serie di criteri per l'assegnazione di questi bollini rosa. Anticipo già che il nostro ospedale, cioè l'ospedale di Tolmezzo, ha avuto come riconoscimento i 3 bollini rosa, cioè il massimo del riconoscimento.
e i criteri sono stati la presenza di unità operative che curano patologie femminili specifiche di maggior rilievo clinico ed epidemiologico, ma non solo la presenza di queste unità, soprattutto l'appropriatezza del percorso diagnostico e terapeutico. Un'appropriatezza, cioè non solamente un'adeguata gestione della patologia, ma anche un'attenzione alle caratteristiche psicofisiche dell'utenza, quindi viene curata la malattia, ma viene curato anche il malato, come si suol dire. Un altro criterio che è stato valutato è la centralità della donna e la tutela della sua dignità, attraverso quella che ormai da tempo viene chiamata umanizzazione delle cure. Per inciso, il nostro ospedale ha fatto parte, è stato accreditato anche dalla Joint Commission International, in cui la centralità del paziente è stata uno dei leitmotiv di tutta la procedura di accreditamento. Un altro poi elemento che è stato valutato per l'assegnazione dei bollini rosa è la presenza nell'azienda sanitaria di donne in posizione apicale. Quindi la valutazione è stata fatta attraverso un questionario di autovalutazione con domande definite da un gruppo multidisciplinare di esperti, in accordo però con le linee guida del Ministero e delle società scientifiche. Ed è stato attribuito un punteggio a seguito del quale vi è stata l'assegnazione di 3, 2, 1 o nessun bollino rosa, quindi la partecipazione poteva anche esitare in un rifiuto del bollino. È stato un concorso valido per tutta Italia. Il Friuli Venezia Giulia ha partecipato con diversi ospedali. Di questi l'ospedale di Gorizia ha raggiunto un bollino, la casa di cura San Giorgio di Pordenone 2 bollini, l'azienda di Trieste 3 bollini, l'IRCS Burlo Garofalo sempre di Trieste 3 bollini ed infine il nostro ospedale con 3 bollini. È stato fra l'altro l'unico ospedale in provincia di Udine ad avere questo riconoscimento, di cui siamo particolarmente orgogliosi e fieri. Grazie.